Toli, mi viene un raffreddo. E vabbè, questo periodo ci sta. Ma mi raccomando, se doveste prendervi un raffreddore, non state a dirlo a nessuno perché vi arrivano messaggi, telefonate e pigia sta megina, no, non sto a pigiare e fate un vaccino, non fare i vaccini, fatene 2, fatene 3. È perché ormai siamo diventati esperti, ormai parliamo di tutto e con tutti. Beh, questo vizio si è un po' acuito quando è arrivato quel brutto virus qualche anno fa e tutti ci siamo sentiti subito esperti perché avevamo letto quel mezzo articolo postato su Facebook. E così, in quel periodo, avevo scritto una poesia che riguardava questo problema, se vogliamo chiamarlo così. Così l'ho presa in mano di nuovo perché ho detto, ma sarà passata di moda? No, anzi, è attualissima. E così appunto l'ho ripresa in mano, ho detto un po' del recatto e adesso è diventata così. Anche go torna un po' di madeschegna e così vago da un mego a San Pedenga. Speriamo che sia troppa gente, tanto sono sicuro, non capivo niente. Arrivo e trovo un mezzo di persone. 5 uomini, 4 vegi e 7 donne. Parlano tutti quanti a voce alta e mi metto lì a sentire con l'orecchia aperta. In pensionato dice, me sono sicuro. Il resto è cosa mia e capisce il gioco. Credeme, questo virus che ha già almeno 12 o 13 anni fa. Stai attenti, a dire una signora setà. Sto virus, tutti quanti una massia. Usemmo, i cinesi l'hanno creato, ma che scappò di man e non impestò. Sti morigiani sono di delinquenti e ti trovi dappertutto sti incoscienti. Dovremmo vendicarsi, o basta, cacciamo che n'atomica in la testa. Risponde una signora tutta in stecchia. Me pa che asseggiamo da me pescea. Chi dice queste cose è un imbecille, ovvero o la porta un ratto penego. Invece dice, stai pa a sentire, anche una cosa sola vi voglio dire. Non stai a pigiare i gin e altri veni che poi vi portano dritti a San Martino. Già troppe voci e si spaventa la gente. Sto vero, non esiste da mia mente. Me la sei un vecchio amico che la parlò qua già du suo amico. Una figlia cui io ci indemoniè a parla con galante e con sé. Se vedi un'antenna 5G, pur l'esti via bellin da lì. Sti raggi bruciano le uegge e anche i cervelli e a qualche dunga che anche i capelli. Ovvero, come l'ha detto me vicino, ti uppigi se ti gau telefonin. Le vengo tardi e o mego non la ria. Non posso ci aspettare e vago via. Lasciare sta compagnia non mi dispiace. Quando torna a casa e sta in pompage. E sti chi me pai van arrivare da Marte. Sai io mica finì un scherzi a parte. Una cosa de sicuro anche lo capia. L'ignoranza alle appeso malattia.